approvato, quindi con l'immediata esecutività dello stesso. Punto numero 4, adozione di nuova convenzione tra i soci per il controllo analogo congiunto di IT 2000 SPA. Passo la parola all'assessore Goi, che ha seguito direttamente la vicenda, che tra l'altro riguarda tutti i comuni soci di IT 2000, che quindi hanno già superato gran parte dei consigli comunali nella stesura del provvedimento che oggi andiamo in approvazione. Prego, Assessore. Sì, grazie signor Sindaco. Si chiede al Consiglio Comunale l'adozione di questa convenzione tra i soci del controllo analogo, perché ANAC, che sarebbe l'autorità nazionale anticorruzione, ha fatto dei rilievi ad Ausir. Ausir, ricordiamo che ha affidato ad IT 2000 fino al 2035 la gestione in house dei rifiuti. Noi votiamo questa modifica alla convenzione, già recepito dall'incontro di tutti i soci avvenuto il 30 novembre scorso. Ci sono praticamente due modifiche essenziali. Se lo vedete, l'allegato C, che è quello che noi andiamo a deliberare, nell'allegato C, articolo 5, il comma 6 essenzialmente, dove si portano i membri del controllo analogo da 5 a un massimo di 7 membri. Perché questo? Perché con l'ingresso in IT 2000 della compagine della Carnia, il primo gennaio del 2021, è stato definito che avranno anche loro un rappresentante del controllo analogo, per cui da 5 passeremo a 6 e abbiamo messo qua massimo 7, perché potrebbe succedere, anzi è auspicabile che un'altra compagine, un altro gruppo di comuni del Pordenonese, dell'Udinese, potrebbe essere anche dalla Carinzia, che vengono a far parte di IT 2000, se avranno bisogno, se si definirà di avere un altro componente del controllo analogo, siamo già pronti con un massimo di 7, per cui noi passeremo a 6 con l'ingresso del componente della Carnia. Ma il punto essenziale lo troviamo all'articolo 6 di questa convenzione, comma 3, articolo 6, comma 3, la parte finale per quanto riguarda le votazioni degli ordini del giorno del controllo, dei soci del controllo analogo. Attualmente avviene col 60% del valore delle quote, per cui 4-5 comuni o soci comunque si mettono d'accordo, fanno una scelta e questa passa a quell'ordine del giorno. Ecco, ANAC ha rilevato che questa parte non va bene, loro vorrebbero che per assurdo uno vale uno, però anche questa modalità non può andare bene tra i soci, perché un comune piccolissimo avrebbe lo stesso valore di un comune grande, per cui si è trovata questa soluzione che trovate nel comma 3 dell'articolo articolo 6, che dice che per avere la maggioranza c'è bisogno di una doppia maggioranza, il 51% del valore delle quote, per cui non 60 ma 51, e anche il 51% del numero dei soci. Per cui se 4 comuni o 4 soci più grossi si mettono d'accordo, devono trovare altri 31 soci che siano d'accordo, perché la maggioranza sul numero dei soci è 35, perché siamo a 69 soci. Per cui questa doppia maggioranza ad ANAC va bene, 51% delle quote, 51% delle teste dei soci, per cui è stata inserita nell'articolo 6 e chiediamo appunto l'approvazione di questa convenzione che, come ha detto il Sindaco, altri passeranno entro metà febbraio, tutto andrà in IT 2000, che raccoglierà tutte le firme digitali, consegnerà tutto ad Ausir, Ausir raccoglierà tutte quelle anche delle altre società e risponderà ad ANAC, così possiamo proseguire. Perfetto, Assessore Goi, chiedo ai consiglieri se vogliono intervenire, se vogliono prenotarsi. Non vedo richieste di prenotazione, quindi mettiamo ai voti il punto numero 4 all'ordine del giorno, adozione nuova convenzione tra i soci per il controllo analogo congiunto di IT 2000 SPA. Scusatemi che recupero il tutto. Allora, Reverend Roberto, favorevole. Carnilutti Loris.
Favorevole. Canci Andrea. Favorevole. Palese Andrea. Favorevole. Di Giusto Mauro. Favorevole. Bosello Nicola. Favorevole. Ragotto Monica. Favorevole. Balog Zagorka. Favorevole. Giao Michelangelo. Favorevole. Zilli Raffaella. Favorevole. Patat Luigino. Favorevole. De Cecco Luca. Favorevole. Brolo Andrea. Favorevole. Cinto Giovanni. Favorevole. Venturini Sandro. Tenuto. Patat Mariolina. Astenuta. Ischiuti Marco. Astenuto. Gurisatti Damiano. Astenuto. Guidoni Teresa. Astenuta. Piazza Anna. Astenuta. Dorotea Giacomino. Astenuto. Approvato a maggioranza se non ci sono diversità rispetto alla votazione precedente per l'immediata esecutività. Risulta quindi approvato il punto numero 4 all'ordine del giorno e l'immediata esecutività dello stesso. Al punto numero 5, comunicazione in merito alle decisioni assunte dall'Assemblea dei Sindaci dell'ambito socioassistenziale della Gemmonese e del Canale del Ferro Valcanale. Segnalo che è stato approvato il bilancio di previsione andando sulla base storica in attesa della finanziaria, perché l'abbiamo approvato prima della finanziaria, e ovviamente oggi vedrà da qui alle prossime settimane un probabile aggiornamento rispetto alle risorse definitive che verranno e che saranno stanziate, e quindi ci sarà un successivo aggiornamento. Per quanto riguarda la seconda deliberazione, indirizzi sul fondo per autonomia possibile per assistenza a lungo termine per l'anno 2020, abbiamo confermato le linee precedenti cercando di non gravare, così come nella successiva deliberazione numero 10, determinazione delle quote di partecipazione dell'utenza al costo dei servizi per anziani e adulti fragili per il 2022, dicevo cercando di non gravare sulle famiglie in considerazione del fatto che la pandemia ancora non si è conclusa e ci sono ancora difficoltà economiche per qualche nucleo familiare. La deliberazione numero 11, trasferimento competenze in materia di insediamenti in istituto di adulti, di strutture residenziali di carattere socio-educativo nell'ambito territoriale, è di fatto un semplice trasferimento di questa competenza che è prevista in tutti gli ambiti. Sostegno a domicilio dei malati oncologici attraverso il servizio di assistenza domiciliare è una misura straordinaria che è stata fatta in periodi di emergenza da parte dell'ambito supporto del servizio sanitario e che abbiamo dovuto, tra virgolette, fare un passaggio in assemblea per l'approvazione dello stesso. Punto numero 6 all'ordine del giorno, approvazione verbali sedute precedenti. Se non ci sono contrarietà, diamo per approvato il punto numero 6, approvazione verbale sedute precedenti. Il Consiglio Comunale si chiude, buona serata a tutti e grazie della vostra presenza. Sindaco, posso solo una Prego. cosa, una varia ed eventuale, diciamo. No, volevo chiedere se sia possibile anticipare un po' i tempi della convocazione ufficiale del Consiglio, nel senso che avendo problemi di turni, di lavoro, eccetera, ricevere la convocazione 4 giorni prima rende problematico eventualmente una richiesta di cambio turni per essere presente. Per cui se sia possibile, se è possibile, sarebbe un segno di attenzione anche per riguardo a tutti, una convocazione fatta qualche giorno prima, ecco. Sì, molto spesso non deriva proprio dall'amministrazione comunale, ma c'è la necessità di conseguire dei pareri anche da parte di revisori o pareri tecnici come in questo caso, quindi molto spesso possiamo già dare un orientamento verso, ci sono delle date certe verso le quali possiamo già anticipatamente riuscire a dare delle indicazioni. Questo si può considerare quasi
un consiglio straordinario che deriva dalla necessità dell'approvazione della delibera di IT 2000, il punto numero 4, che aveva una scadenza entro febbraio, i primi di febbraio, che ci è stata imposta proprio dal soggetto gestore, e dall'altra parte le varianti urbanistiche, la documentazione appena è stata disponibile, l'abbiamo cercato di calendarizzare, e sebbene in maniera ordinaria e non d'urgenza, il Consiglio Comunale, perché ci sono termini ancora più stretti a volte, quindi cercheremo comunque di tener conto, ripeto, per quelli che sono gli atti più significativi, di una maggiore diciamo lasco di tempo per una adeguata, insomma, presa di coscienza di quelli che sono ovviamente i termini per il Consiglio e quelli che sono gli impegni anche personali di lavoro. Grazie, consigliere. Grazie. Buonasera a tutti, grazie segretario. Buonasera. Allo staff. Buona serata a tutti, ciao. Arrivederci. Non si sta più registrando la Grandi. conferenza. Buonasera. Buona serata. Buonasera.